Buonasera signorina Bugiarasco, Buonasera signorina Bugiarasco. Signori, buonasera. Quali nuove mi recate? Nulla da segnalare, signor generale. Meglio così, grazie. A riposo. Siamo venuti per i giocattoli della Befana. Ah, sì. E Tony, fammi un piacere, va su de sora e porta su scatolone che segna stanza che tu sia pulcheria. Bellissima iniziativa la vostra, quella di raccogliere i giocattoli vecchi per dare una Befana più felice ai bimbi poveri. Sì, ma ci tiene occupati nelle ore morte quando non c'è niente da fare, altrimenti si gioca a carte, si baruffa, si pulisce rivoltella e si spara un colpo al piede. Enco, come stai? Sono ieri appuntato. Ah, molto meglio sai, ma la so ancora un poco di Ma ti brucia. darò del brodo fatto stamattina. Ma no, non sta a disturbarsi, signor Bugiarasco. Alla casa l'ha fatto tanto, dai, Nessun vatti. disturbo, vado e vengo. Vi apporto subito, Ah, sì, inutile. E signor Bugiarasco, noi se vuole a far de manco a fare del bene. La prego, mi ascolti, se ne vada alla svelta. Dottor Radeschi, io non ho niente contro di lei, Personalmente mi sembra anche una brava persona. Le do un consiglio, vada via da questa casa, giri a largo il più lontano possibile. Ci sono guai in arrivo. È lei che deve andarsene. Poi non mi dica che non l'ho avvertita. Sono io che avverto lei, se ne vada alla svelta. Quando è così, Otello come un pazzo e possono succedere cose terribili. Bello, non mi preoccupa minimamente. Ma le commedie che lei vede non le insegnano proprio niente. Che cosa dovrebbero insegnarmi? A Sentiamo. comportarsi con un briciolo di pazienza. Questa è buona, perché secondo lei i protagonisti delle commedie si comportano con buon senso. Ma le racconto quella che ho visto a teatro stasera, tanto per fare un esempio, finché aspetto Tony. Dunque, in questa commedia c'è un tizio, e non sembrerebbe neanche un cretino, e che sa di trovarsi in una casa dove ci sono degli assassini. Dunque, dovrebbe sapere di essere in pericolo, no? Tanto più che lo avvertono per il suo bene di andarsene. E lui che cosa fa? Resta lì. Mi pare che se avesse un minimo di buonsenso si comporterebbe così. A me lo chiede? Non solo, neanche si spaventa, neppure un sospetto. Per esempio, ad un certo punto l'assassino lo invita ad accomodarsi. Cioè le dice prego si sieda. Pare impossibile, queste stesse parole. E sì. lui? E lui si siede e, badi bene, non è presentato come un cretino. Si siede in poltrona e resta lì, pacifico e beato a disposizione degli assassini. E quelli lo legano. Indovini con che cosa? Con il cordone della tenda. Oh, buona idea, molto comodo. No, è troppo comodo. Uno si domanda quando si decideranno i commediografi ad usare un po' di fantasia, ad essere meno ovvi, banali. Il cordone della tenda, dai. Loro usano il cordone della tenda e lui non se ne accorge. Ma che se ne sta lì seduto, le spalle voltate, è come un cretino che non aspetta altro che di essere legato ed imbavagliato. Allora è proprio vero, i personaggi che lei vede non hanno il minimo buon senso. E stia fermo. E adesso Giampiero, se non ti dispiace la storia, la finisco mi. 20 anni sono sta via di casa, ma non tengo mai dimenticato Fradito, caro. In una notte a Budapest mi sono insognato di. E un giorno sbarcando a Cesenatico ho provato una strana soddisfazione. Mi stavo avvicinando a te. Ti prego, Telo, una cosina in fretta e via. No, dottore, questa adesso non perdonate. È il nostro capolavoro. Dopotutto ci esibiamo davanti a un illustre critico drammatico. Otello! Dottore! Prima devi farmi bere un goccio. Non posso fare quello che ho fatto a Budapest senza bere nulla. Forza, dottore! Ti sai cosa che dovevo fare? C'era del vino qui. Cercheremo Quando di- siamo entrati, dove l'avremmo? Eccolo là! Vuoi un bicchiere anche tu, Otello? Dai che bicchiere, un bicchierino anche tu, dai, Otellino. Prendi un bicchiere con me, Otello. Su. Ecco qua. Va bene, dottore, un brindisi. Sì. Caro Giampiero, adesso mi rendo conto che la vera ragione che magari portavi Cessa ti si stati. Dunque, a cosa aiuti? Dottore? Sì. Al mio poro caro Pradito. Accidenti. Ma non scega quel pandolo! Dopo mi arranca il suo turno! Qua bisogna fare un po' che pulizia. Ma che diavolo state facendo? Ma cosa è successo? Ho posto Ma resistenza. dai, matto della tromba, non è questo è suo fratello! Ciò che ha tentato di copparlo, Sì, solo perché ho detto che somigliava a Frankenstein! Frankenstein. Ma che c'è il sospetto che sia un ricercato? Il sospetto? Ma perché non leggete mai le circolari e non guardate mai bene le foto segnaletiche?
Altro che ricercato, questo è scappato dal manicomio criminale ed è proprio descritto così. Somiglia a Frankenstein. Ma allora, ostrega, pagati Natalia? Sì, ma quella me la becco io. Voleva portarci giù in cantina, diceva ci sono 13 cadaveri seppelliti. 13 cadaveri sepolti in cantina e voi non vi accorgete che è fuggito dal manicomio. Ma portatelo di là e incominciate a interrogarlo. Bisogna trovare il suo complice. E poi ci si meraviglia che l'Italia sia messa così male. Ma con la forza pubblica piena di gente come voi, ma si capisce. 13 cadaveri sepolti in cantina e loro ci credono. Ma è vero che in cantina ci sono 13 cadaveri? Ma Sono il generale Garibaldi. E quello che suona la tromba! Buongiorno, generale! Bene, generale, quello che stanotte è stato vostro ultimo squillo di tromba. Santo cielo, un'altra vittima della malaria, ma allora sono 14. No, questo è uno spia che devo trovare a Croce Rossa. Portatelo di là e incominciate a interrogarlo. L'interrogatorio di una spia è una cosa che mi riguarda. Senta, lei giri al largo. Le ricordo che come eroi dei due mondi sono competente anche in materia di servizi segreti. Le ripeto, giri al largo! 13 metro di terreno. Mi scusi. Prego. Ciao Elena. Ciao Giampiero, ho accompagnato il dottor Visentina, è venuta a conoscere Tony. Buongiorno dottore. Buongiorno. Le presento al maresciallo. Maresciallo Danieli, finalmente è arrivato, dottore, così può portarlo via subito. Oh, ma non credevo fosse così urgente. Oh, urgentissimo, se ne deve andare oggi È stesso. un'insubordinazione vera e propria, ma ve ne pentirete. Quando il generale Garibaldi viene trattato in questo modo, tutto il risorgimento non potrà che risentirne. Ecco il suo uomo, dottore. Generale, ho un'ottima notizia per voi. L'unità d'Italia si è compiuta. Voi Bene. finalmente potete riposarvi. Hanno già nominato i nuovi vertici dell'esercito Sì, e adesso vede lei dovrebbe e andare... adesso io devo ritirarmi a Caprera. Vado subito a prepararmi. Benissimo. È il mio successore? No, è solo il barcaiolo che la porterà a Caprera, generale. Molto Sì. bene, aspettatemi qui. Arrivo subito, equipaggiato di tutto punto. Parto per Caprera, non è magnifico? Carica! Buongiorno Elena. Buongiorno Giampiero. Buongiorno zia. Oh, abbiamo visite. Dottor Visentin, zia Bertilla, sei il direttore della clinica del Monteccio. Piacere, dottore. Piacere, pulcheria. Sei venuto a vedere Tony? No, sei venuto a portarlo via, zia. Oh no! Mai finché che siamo noi altri. Signorine, capisco i loro sentimenti, ma non si preoccupi a farne a meno. Se ne deve andare oggi stesso. Oh, vai, se va via lui, allora andiamo via anche noi altri. Sicuro? Dovevi portarne via anche noi altri. Perché no, dottore? È molto bello da parte vostra, signorine, ma non è possibile. Non possiamo tenere persone sane a Montecchio. Signorine, vi prego, io sono qui a perdere tempo e chissà quanti delitti ci sono ancora da scoprire a Vicenza. Qui le cose vanno sempre peggio e non parlo solo della tromba. Adesso ci sono i morti di malaria e 13 cadaveri sepolti in cantina. Ma se si per quello che vuoi ricoverarlo si proprio fuori a strada, i 13 cadaveri che sei come veni con noi altri che vi femo vedere. Uno sei un tedesco, Waffen e qualcosa. Ma quei altri 12, sei tutti i nostri suoi. No, beh, ma Tutti i non nostri credo che il maresciallo voglia mettersi a scavare in cantina per trovare i vostri morti. E proprio adesso mi raccontava che una volta è dovuto scavare mezzo. Oh, ma non c'è no. nessun bisogno di scavare. No. Le tombe le sei tutte Sì, segnate. perché mettevo i fiorioli come Non era. si Ma i dismette fiori, mai. dottore, non crede che anche le signorine dovrebbero fare una visitina in quel di Montecchio? Ecco, dovrebbero esserci affidate. Dovrebbero anche loro firmare come Tony. dottore. E in sto caso potremmo andare con Tony anche noi altri. Ma ora firmiamo subito, se devo dire. Dai, La dai, penna che ce l'ho non io. Dovrei avere ancora un modulo. Ecco, firmate qui, prego. Eccoti qua, zia Pulcheria. Ah, sono così contenta di andare via, guarda. Le Madaene non ese più qui di una volta. Un mortuorio ese deve andare. Pensa Bertilla avere di nuovo un giardino che bello che Così è tutto a posto, no? Ah, dimenticato, ci vuole anche la firma di un altro medico. Dottor Radeschi, mi piacerebbe firmare qualche carta. Venga, è stato un momento stanotte in cui il dottore qui stava quasi per operarmi, sa? Zio di partenza, dottore. Penso di ya. E lo aspetta mio Auteo? Noi non facciamo la stessa strada. Pronto, sì. Cosa dottore Giampiero stasera mangerà da me, lo zio è andato a Padova. Forza, signori, andiamo, forza! Oh, Auteo, sito di partenza. Sì, caro. signorina, c'è della gente che lo aspetta per curarlo per tutto il resto della sua Ah, vita. fa proprio piacere, Teo, sarà sistemata, cara. Addio, zia Pulcheria, addio, zia Bertilla. Un consiglio siete.
quando sarà il momento, lascerei sta casa accesa con tutti i morti che sono in cantina. E gente, vino che ho fatto a portarle, ma non che vi fate neanche voi altri. Dodole, tanti saluti! Forza, andiamo! Guarda, Otello sei sempre stato dispettoso. Cara, dispettoso l'è nato e dispettoso l'è restato. Perché non ha fatto tre, se l'uno dovrebbe poterlo fare più di È nessuno. sempre il governo, l'ultima Dottore, parola, cara. mi scusi, ho dimenticato la tromba, torno subito. Carica! Dottor Visentini, la sua famiglia abita con lui a Monteggio? Io non ho famiglia purtroppo. Ma allora la sua vita la sarà molto solitaria e anche triste. Non posso certo dirmi felice. Oh, ma allora il dottor Visentini, anche se appressa, un giosetto di Vinsanto con noi altri e poi da via bene. Vinsanto? Volentieri. Lo teniamo sempre in casa di altri. Si accomoda. Sì. Ah, il Vinsanto. Nessuno lo tiene più il Vinsanto. Mi ricorda la mia infanzia, quando ero un chierichetto, come mi piaceva. Ne ho bevuto un bicchierino 3 o 4 anni fa e ho pensato, magari questo è l'ultimo che bevo. No, dottor Visentini, se no hanno fasedino tredese. Con questo temo tredese. Yeah.